Ecco il SUV Peugeot 3008, leader nel mercato degli sport utility. Il primo veicolo prodotto in serie della GR Yaris ha lasciato il Giappone. Grazie a un nuovo processo di produzione messo a punto da Nissan, un materiale innovativo può trovare applicazione nelle vetture di massa. Il SUV Peugeot 3008 è leader nel mercato degli sport utility compatti, con oltre 800.000 esemplari prodotti dal momento del suo lancio avvenuto a fine 2016. Ha raggiunto una performance commerciale eccezionale in Europa ed anche in Italia, dove è stato scelto da oltre 80.000 clienti. Il nuovo design comunica una nuova era di modernità, coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia. Un frontale ridisegnato, nuovi fari posteriori full LED, colorazioni che sanno esaltare le forme della carrozzeria e una nuova opzione Black Pack per distinguersi ulteriormente. In aggiunta a ciò, adotta la nuova struttura di gamma inaugurata recentemente da Peugeot 308 e declinata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali è arricchibile con un pack specifico. Il primo veicolo prodotto in serie della GR Yaris ha lasciato il 26 agosto la linea di produzione dello stabilimento Motomaki di Toyota City in Giappone. L'impianto, completamente nuovo, è stato costruito per soddisfare le esigenze specifiche nella realizzazione della GR Yaris. Il ritorno della Toyota nella produzione di auto sportive in Giappone ha effettivamente creato l'opportunità per gli ingegneri di produzione di riprogettare i processi di assemblaggio specificatamente per la GR Yaris. La fabbrica comprende differenti tipologie di celle di assemblaggio collegate tra di loro da veicoli a guida automatica e comprende linee di assemblaggio e linee carrozzeria senza trasportatore. Conosciuti come Takumi, questi esperti maestri sono famosi per le loro eccezionali capacità artigianali. Grazie a un nuovo processo di produzione messo a punto da Nissan, un materiale utilizzato per aeroplani, razzi e autosportive può trovare applicazione nelle vetture di massa. Il nuovo processo accelera lo sviluppo di parti di automobili in plastica rinforzata con fibra di carbonio o CFRP. Leggero ma estremamente resistente, questo materiale può essere utilizzato per realizzare auto più sicure e più efficienti nei consumi. Impiegato nelle parti alte della carrozzeria, permette inoltre di abbassare il centro di gravità di un'auto rendendola più agile e divertente da guidare. Nissan ha messo a punto un nuovo approccio all'attuale metodo di produzione noto come stampaggio a trasferimento di resina a compressione, nel quale la fibra di carbonio è performante inserita in uno stampo, mantenendo un piccolo spazio tra fibra e stampo superiore, nel quale viene poi iniettata la resina e lasciata indurire. Grazie a tale simulazione si è ottenuto un prodotto stampato di alta qualità con tempi di sviluppo più brevi.